Taglio del nastro a Mestre per la nuova direzione territoriale Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sicuramente è una giornata importante perché si stabilisce e si concretizza la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si stacca dalla regione Friuli Venezia Giulia per potenziare e poter essere più efficace ed efficiente all'interno di una delle regioni che trainano l'economia del nostro paese. In rampa cavalcavia uno dei presidi dello Stato che opera nei settori delle dogane, delle accise, dei giochi e del tabacco. C'è un porto molto importante a Venezia, 3 aeroporti, un sistema di interporti molto sviluppato e in tutti questi luoghi i funzionari e le funzionarie dell'Agenzia delle Dogane sono presenti per controllare la regolarità degli scambi internazionali. Soltanto nel 2026 in Veneto è stata accertata un'evasione di 30 milioni tra IVA e risorse proprie. Da mercoledì scorso in vigore inoltre il nuovo dazio forfettario extra UE. Si pagano 3 euro per ogni articolo che viene spedito per posta, quindi è un'operazione che per tutte le operazioni che inferiore ai 150 euro che prima non pagavano dazio, erano esenti, quindi adesso su queste si pagherà un dazio standard di 3 euro ad articolo. È stato fatto un po' per scoraggiare queste spedizioni un po' selvagge